Guarda, spendiamo nel proprio territorio, facciamo qualcosa qui. Un evento, quello di San Teodoro, che vede anche tanti imprenditori dell'Interland partecipare, perché è una manifestazione imperdibile, possiamo dire così. Nino, intanto buongiorno. Certamente, buongiorno a tutti, ben arrivati. Tu sei di Cesarò. Io sono di Cesarò, sono un produttore di birra artigianale, produciamo due tipologie, una bionda da 5 gradi e 2 leggermente amara, o un'ambrata da 7 gradi e 1 con miele di sulla e un grano siciliano che è il Maiorca. Tutto quello che vedete qua è la volontà di spendere nel proprio territorio. Qui siamo a Cesarò, ma siamo, possiamo dire, a 2 passi da San Teodoro, cioè appena 1 chilometro. Esattamente. Allora il birrificio nasce dalla passione di fare birra in casa fondamentalmente, diversi corsi, diverse esperienze in altri birrifici, fino a quando uno decide di andare via. E il padre naturalmente ti ferma e ti dice: guarda, spendiamo nel proprio territorio, facciamo qualcosa qui. E qui da 6 anni che ho il mio piccolo birrificio. Ma tu sarai presente quindi alla Sagra di San Teodoro nelle giornate del 23 e 24 maggio. Seconda edizione dello Spring Food Expo. Ci sarà la possibilità di gustare la birra direttamente spillata sul posto. Esattamente, e inoltre vendiamo anche gelatina di birra. È un prodotto analcolico, viene utilizzato su crostini, fette biscottate, perché no, un crackers, oppure formaggio a media stagionatura a mo' di marmellata. Sarà l'occasione di scoprire il territorio, gustare tante prelibatezze, ma anche di, possiamo dire, di gustare la birra che nasce proprio qui in mezzo alla natura, in mezzo a questo verde, a pochi chilometri dal vulcano Etna. L'abbiamo visto passando proprio da San Teodoro a Cesarò, c'è questa immagine fantastica del vulcano Etna. Ma la vera chicca è l'acqua. Il 90% del prodotto che io produco viene dato dall'acqua. Se io volessi produrre la stessa birra in un'altra città non viene così. Mostraci un po' il tuo birrificio, parlaci un po' di questi macchinari, come nasce la birra? Questa è la nostra sala cottura, si parte da malto d'orzo, la ricetta è la mia, si spacca il chicco, non si fa farinaggio, il malto d'orzo si introduce in questo tino, a diverse temperature per diversi tempi si estrae l'amido dal chicco che poi diventa zucchero fermentabile. Passato questo processo si passa tutto il mosto qui e qui viene l'ebollizione, dove andiamo ad inserire il luppolo, che è un conservante naturale e rilascia sia aroma che amaro. Finito questo passaggio da 100 gradi, grazie a uno scambiatore di flusso, abbattiamo la temperatura a 20 gradi, perché non l'ho detto prima, ma noi facciamo alte fermentazioni, facciamo birra artigianale ad alta fermentazione, significa che il nostro lievito lavora tra i 18 e i 23 gradi. Da qui, con tubazioni movibili, andiamo a passare tutto il nostro prodotto in questi fermentatori maturatori. Qui la birra matura, fermenta la prima per 15 giorni, una volta passato questo processo si abbassa la temperatura fino ad arrivare a 2 gradi, si spurga il lievito superfluo, si esce la birra, ma la birra da qua non è né frizzante e né non fa neanche schiuma. Quindi andiamo ad aggiungere dello zucchero semplice e facciamo una rifermentazione in bottiglia. Quindi da quando si inizia a fare il prodotto, il finale sarà dopo 40-42 giorni. Poi naturalmente il mastro birraio assaggia la birra, se decide che è buona inizia a rimetterla nel mercato. E qui vediamo il risultato finale. Ecco. È bello parlare della birra, posso essere bravo, ma è giusto anche gustarla. Ne spigliamo allora una. Ne spigliamo una. Abbiamo la bionda e l'ambrata. In questo caso io voglio spinare l'ambrata perché ho dedicato l'ambrata a mio padre, che si chiama Luigi, e la birra si chiama Lui, che tutt'oggi è in vita e tutt'oggi mi aiuta sempre alla lavorazione della birra. Una passione che condividi con la famiglia? Famiglia, sì. Andiamo. Lo accompagniamo magari poi in occasione della sagra con un salame di suino nero, con una costata di maiale. Prego. Allora, a noi non resta altro che rinnovare l'invito per la sagra. Ci vediamo, li aspettiamo tutti quanti il 23 e il 24 maggio alla seconda edizione dello Spring Food Expo. A San Teodoro? A San Teodoro, certamente. E il nostro viaggio alla scoperta dei sapori di San Teodoro e dintorni prosegue, quindi seguiteci sempre su Onda TV ma anche su Bella Sicilia, ci saranno tante anteprime e rinnoviamo l'invito a questa manifestazione che non è una semplice sagra ma è molto di più. A voglia, a voglia, venite a scoprire i nostri luoghi, i nostri prodotti, le nostre eccellenze. E noi gustiamo la birra che nasce da questo territorio e complimenti per portare avanti questa passione che oggi è anche un lavoro. Sì, esattamente, è il mio primo lavoro, sì sì.